Maurizio De Gennaro, responsabile del sistema informativo territoriale della Regione del Veneto. In questi giorni la Regione del Veneto è presente a Vicenza alla conferenza nazionale ASITA. Che cos'è ASITA, ingegnere? ASITA è l'associazione che riunisce la federazione che riunisce le associazioni scientifiche per l'informazione territoriale e ambientale, e la conferenza annuale è il luogo deputato dove si incontrano tutte le amministrazioni, le università, gli utenti, i cittadini stessi, per discutere dello sviluppo dell'informazione territoriale e le loro applicazioni che hanno sul territorio nei vari settori, sia ambientale che protezione civile e difesa del territorio. E quindi l'utilizzo dell'informazione dei dati territoriali e anche l'incontro che si svolgerà a breve, che cosa sono e quanto importanti sono, visto che siamo anche in un territorio dove Vicenza, il territorio è stato provato anche dalle alluvioni. È giusto, è la fragilità del territorio di Vicenza, di cui gli eventi, i disastri idrogeologici del 2010 hanno proprio fatto sì che ASITA fosse quest'anno programmata a Vicenza. E il presidente Luciano Surace di ASITA ha pensato del Consiglio direttivo, ha avuto questo ok e quindi questa opportunità ed è stata programmata qui. L'infrastruttura dati territoriali fa parte di questa sessione speciale. La Regione del Veneto ha partecipato ad ASITA con 3 sessioni speciali, una sull'informazione, l'utilizzo dell'informazione geografica per il disegno del paesaggio e del territorio, che è stata sviluppata ieri, una oggi che parlerà degli strumenti per la gestione del territorio, che è l'infrastruttura dati territoriali e database topografici, con il quale si intende dimostrare, illustrare e soprattutto prospettare l'utilizzo dell'informazione geografica nelle politiche del governo del territorio. E domani ce ne sarà una altrettanto delicata, che richiama quello che è stato detto all'inizio, quella sul rischio idrogeologico, l'informazione geografica sull'utilizzo per il rischio idrogeologico, non solo come un dato rappresentazione, ma proprio come un dato della programmazione. Cioè l'informazione territoriale entra essa stessa a far parte del processo di pianificazione territoriale per la tutela e il monitoraggio del territorio. Grazie, forse un'osservazione, c'è qualcosa di affascinante nel fatto che si svolga questa conferenza nazionale proprio nella città del Palladio, dove è stato un innovatore per eccellenza. Questa è una felicissima coniugazione fra i due eventi. D'altra parte il Veneto, ovunque si vada a fare manifestazioni, il Veneto è sempre ricca di spunti e di paesaggi che danno sempre prospettive affascinanti quando si parla di territori. Grazie.